miti dell'antica Grecia, miti dell'antica Grecia, miti sopra Iris, via di Lucioli, arcobaleno. Avete ingiannato la nostra passione e attraverso Titano, Prometeo. Grazie Giosuele. Io vi ringrazio, per me è un grande onore stare qui con voi, che siete stati amici arditi per essere arrivati fin qui, con tutto quello che c'è stato fuori, con le condizioni meteorologiche avverse. Io vi considero come la mia famiglia, perché quando c'è una difficoltà, la famiglia si unisce, sta attorno a colui che ha bisogno. E io mi sento così, un po' in difficoltà per tutto quello che è accaduto. E vedere voi qui accanto a me è come ritrovarmi in famiglia. E la mia famiglia, appunto, siete voi, i miei amici attori, i professori, i relatori, tutto il gruppo degli artisti che mi segue. E allora, siccome l'arte ha bisogno di espressione, di poche parole, e noi abbiamo bisogno di molto tempo per esprimere quest'arte, io non voglio rubare tempo, e quindi vi ringrazio il mio cuore, e passo la parola al professor Giovanni Vecchio, che ci aiuterà a condurre questo momento importante, questo evento. Grazie. Buonasera a tutti gli intervenuti, ci ritroviamo qui in via eccezionale, come voi saprete, perché la location, come si dice ora, è in falso l'uso di usare questo termine, più adatta sarebbe stata quella del teatro del nostro amico Giosuele Sciacca, che ci ha deliziati con una composizione il cui testo è di Alessio Patti e la musica dello stesso Giosuele Sciacca, e si intitola O Miti. Quindi abbiamo iniziato proprio con questa musica che ci introduce al discorso che noi dovremo fare stasera, anche all'esibizione che ci sarà. Intanto io ho il dovere di ringraziare l'Accademia della Lingua Siciliana, perché ha dato il patrocinio culturale a questo evento particolarissimo, direi unico, perché quello che sarà proposto stasera non è usuale, ma è possibile solo perché c'è una motivazione profonda nell'autore che si confronta con le difficoltà anche di esporre un testo che è antico e che ha una sua tradizione nella nostra lingua siciliana, una lingua ripulita, riordinata, ma comprensibile da parte di tutti. Quindi ringraziamo l'Accademia della Lingua Siciliana per il patrocinio e diciamo che stasera partiremo con i prefatori, si dice così, dei 3 volumi che contengono la traslitterazione, come è scritto qui nel nostro manifesto, in lingua siciliana di Medea di Euripide, di Agamennone di Eschilo e Elettra di Sofocle. Quindi abbiamo i 3 grandi tragici greci che si ripropongono con la lingua siciliana. E accanto a me trovate voi la dottoressa e attrice Loredana Marino e il professor Massimo Costa, e tutte e due sono abbastanza noti, conosciuti, e la dottoressa Marino naturalmente come attrice in via prioritaria, però anche come operatrice di cultura in senso più lato. E il professore Massimo Costa lo conosciamo tutti perché è un personaggio anche pubblico, un professore, un sicilianista di spicco, che è in grado di fare un discorso non episodico
non effimero su quella che è la valenza della nostra cultura siciliana e della nostra produzione letteraria nel tempo, ma anche capace di valorizzare quello che è il nostro patrimonio. E allora io inviterei subito i prefatori a intervenire. Tuttavia mi consiglia l'amico Alessio Patti, che io ringrazio per la fiducia che ancora una volta ripone in me, che modestamente cerco di condurre il tutto. E perché mi ha detto lui, presentiamo anche gli attori, coloro che reciteranno su questo palco, e ci sarà naturalmente Loredana Marino, non poteva mancare, una volta che l'abbiamo come prefattrice e relatrice, ma la sua professione di attrice è ben nota e avremo modo di apprezzarla. Ci sarà l'attrice e regista Francesca Ferro, che non ha bisogno di presentazioni, e gli attori Carmela Trovato, Franco Leontini, Natalia Carofratello, Vita Marzullo, i declamatori Giussi Di Mauro, Rosalda Schillaci, Antonio Magri e lo stesso Alessio Patti. I musicisti Gesù De Sciac l'abbiamo già ascoltato, ma lo sentiremo anche alla fine, e Armando Cipilia, che con il suo strumento Spessidaram, come si chiama esattamente, poi me lo dirà lui, però è gradevolissimo perché ci crea un'atmosfera speciale che consente anche di apprezzare maggiormente questa sera. Fatta questa presentazione, credo che si possa passare immediatamente alla presentazione della prima opera, che è Medea di Euripide. Grazie, buonasera. Innanzitutto, appunto, come già ha detto Alessio, grazie a chi è qui presente stasera malgrado le condizioni atmosferiche. Quando Alessio Patti mi chiamò e mi parlò di questo suo desiderio appunto di tradurre in lingua poetica siciliana la Medea di Euripide, io sono stata molto molto contenta, molto gioiosa, perché è un'opera che sin dai tempi della scuola dell'Accademia del Teatro Stabile di Catania, appunto scuola di recitazione, ho amato sin da quei tempi, quando insomma questa è stata un'opera che abbiamo letto, che abbiamo in un certo senso anche studiato. È ovvio che non si può restare impassibili di fronte alla personalità di Medea. Questa donna ha una forza, una passionalità, ma purtroppo arriva ad una decisione funesta, una decisione terribile, perché pensa e ripensa a come vendicarsi di quest'uomo. Pensa non solo di uccidere la giovane promessa del marito, appunto la figlia del re, ma arriva a una decisione terribile, quella di uccidere i propri figli. Questa cosa, ecco, purtroppo ai giorni nostri non ci è nuova. E quando io ho letto per la prima volta l'opera proprio di Alessio, anche appunto se l'opera è di Euripide, però perché dico questo? Perché mi sono trovata quasi davanti a come se fosse un'opera inedita. Io avevo letto appunto la Medea di Euripide e davanti alla translazione di Alessio Patti si ha l'impressione di essere veramente davanti a un'opera nuova, perché si hanno almeno parlo per me, ma credo che sia oggettivamente così, delle emozioni, va a toccare delle corde che sono veramente profonde, sono emotivamente molto forti. Alcune parole proprio usate dal Patti sono ricercate, sono veramente analizzate, penso scelte da lui per intensificare quello che già è emozionante di suo, che Medea è veramente un personaggio siciliano, e ne sono stata affascinata tanto da pensare a una messa in scena addirittura della Medea in lingua siciliana. Sarebbe veramente un'operazione grandiosa, unica nel suo genere, e grazie più altro ad Alessio, infatti. Grazie, passo la parola a non so chi.
professore Vecchi. Ma è stata molto efficace, ma non c'era alcun dubbio. Lei è riuscita a farci rivivere questa tragedia e a farci apprezzare anche l'operazione svolta da Alessio Patti, che è molto ardita, molto impegnativa. E adesso due paroline dico io, molto brevi, per quanto riguarda invece l'Agamennone di Eschilo, detto Agamennone naturalmente in siciliano. E devo dire anch'io che seguo da tanto tempo l'attività letteraria di Alessio Patti, che certamente queste tragedie non sono le prime esperienze che lui fa di trasposizione nella nostra lingua di opere dell'antichità. Abbiamo pubblicato alcuni anni fa Uguale agli Dei, c'era il meglio della poesia dall'antichità, da Saffo, tanto per essere più precise, fino ai giorni nostri. Quindi questa esperienza è significativa. E tra l'altro poi, passando anche a tempi più vicini a noi relativamente, ha provato anche con un'opera fondamentale che è un classico dei classici, l'Amleto di Shakespeare. Quindi pensate, Alessio sta attraversando il meglio della nostra letteratura, del patrimonio culturale, ma per farlo si immedesima, entra nell'animus, se così si può dire, di chi ha prodotto quell'opera, la rivive e quindi la riesprime. Quindi non si tratta di una semplice traduzione in siciliano dell'opera, anche se lui ha preso in esame le versioni migliori in italiano, naturalmente non è una versione direttamente dal greco, però come dire, lui rivive il tutto. Ha detto bene Loredana Marino, e sembra un'opera originale, e lo è perché ogni opera porta il sigillo di chi la scrive, e naturalmente nel rispetto di quelli che sono i contenuti dell'opera originale c'è poi l'intervento di Alessio che sottolinea con la scelta anche dei termini della lingua siciliana colta o meno di quella, diciamo, riconosciuta. Su questo c'è tutto un discorso che il professore Costa potrebbe fare una conferenza di 2 ore almeno, insomma, su questa faccenda e se ne vanno tutti. Bene, e allora dicevo, ho seguito questa esperienza. Naturalmente poi sono giunto a quest'opera, l'Agamennone, che fa parte dell'Orestea, come voi sapete, che è una trilogia formata dalle tragedie Agamennone, Coefore e Eumenidi. Questa è una prima parte, e quella che è arrivata fino a noi per intero, e quindi è stato possibile poi utilizzarla e conoscerla. E questo grande tragediografo della Grecia antica, Eschilo, racconta la storia di Agamennone e della sua impresa vittoriosa a Troia, e poi il suo ritorno, prima annunciato, poi effettivo. Però per fare questa impresa Agamennone si aveva voluto propiziare gli dei con l'uccisione della figlia, dalla bellezza eccezionale. Questo naturalmente Clitennestra, la moglie, non glielo perdonerà mai, e da qui verranno fuori poi tutte le vicende che saranno rappresentate questa sera. Alessio Patti accetta la sfida del confronto con stile eschileo di rara potenza scultoria, dalla vitalità prodigiosa, nel quale vibrano un ritmo segreto ed un afflato superbo. Il testo dell'Agamennone, infatti, è pervaso da un'attenzione dritta e continua, basata sull'azione che definisce i personaggi senza ricorrere ad analisi psicologiche, e ha una rara potenza poetica. L'impresa ardua di Patti dimostra non solo l'alto livello raggiunto da lui nell'uso della lingua siciliana, nella sua purezza ed essenzialità, ma anche la capacità di entrare, come dicevo all'inizio, nell'interiorità dell'autore originale, con il quale instaura un rapporto di empatia, rivivendone l'ispirazione più autentica. Complimenti Alessio, andiamo avanti. Adesso il professore Massimo Costa presenterà
di Sofocle. Grazie a tutti di essere venuti sfidando i numi, i quali hanno voluto vedere se ci teniamo veramente a sta lingua siciliana oppure no, e grazie ad Alessio Patti che non so perché mi ha tutta questa fiducia, però io lo ringrazio ugualmente di questa. Mi sono chiesto di fronte a tanti cultori, io in fondo faccio il professore di economia, io che ci faccio? No, questo deve essere molto... io sono un siciliano che parla siciliano, che pensa in siciliano e ogni tanto prova pure a scrivere in siciliano, però da dilettante, ecco. In realtà nonostante quello che si pensa, la lingua siciliana sta vivendo in questi ultimi anni un'attenzione e una rinascita per certi versi inaspettata, nel senso che non si fa soltanto passato, non si guarda soltanto alla Sicilia che fu, alla tradizione, ma si fa vivere questa lingua che è capace di trasmettere dei sentimenti e dei significati nuovi, si fanno vivere emozioni attuali o emozioni eterne come quelle che sono trasmesse dall'antica tragediografia. E il nostro amico Patti non è che è partito traducendo, traslitterando una poesia qualunque, è partito sparando proprio al massimo della nostra tradizione tragediografica, infatti di questo stiamo parlando oggi, con questi capolavori della letteratura universale, adesso diciamo però qualcosa più di specifico sulle lettere, dati dai tragediografi greci. Diciamo della letteratura universale, ma anche della letteratura nostra. Io come siciliano sento tutta la letteratura greca un poco pure mia, è universale, ma è anche nostra, perché spesso dimentichiamo che noi siciliani siamo stati un po' più sfortunati dei fratelli greci, perché la letteratura siciliota, cioè greca di Sicilia, tranne alcuni frammenti, è andata quasi completamente persa. Quindi noi conosciamo i 3 grandi tragediografi ateniesi che si sono susseguiti, Eschilo, Sofocle ed Euripide. Non sappiamo che prima della tragedia ci fu per esempio la Lidica corale, che ebbe uno dei suoi più grandi autori in un certo Stesicoro di Imera, che fu il fondatore della letteratura greca di Sicilia e di cui purtroppo abbiamo pochi frammenti. Se si trovasse un papiro di Stesicoro di Imera, può essere che Alessio ce lo traslittera in siciliano, chi lo sa, le cose della vita del Signore sono infinite. Ma Elettra, tutti sapete benissimo chi è, anche questo personaggio molto forte della letteratura greca, però ce ne sarà uno in questa sala che dice un ricordo quella Elettra, cioè, mettiamo quindi i puntini, non so ricordo quella Elettra, quindi rimettiamo un pochettino i puntini sulle i. Anche qui, come in Medea, forse un po' meno, siamo in presenza di quasi di uno scontro tra passione e ragione molto forte, che è tipico delle tragedie greche, in cui vedo anch'io, su questo sono d'accordo con Loredana, moltissimo della nostra cultura siciliana, razionale e passionale allo stesso tempo. E queste tragedie in cui poi molto spesso, quasi sempre, si concludevano con un omicidio, poi alla fine, o con più omicidi, e però questa vicenda tragica, tutt'oggi la parola tragedia è diventata una cosa, come dire, qualcosa di negativo, e rappresentava, come ben diceva il filosofo Aristotele, una catarsi, cioè una liberazione in qualche modo, lo scontro di passione da cui poi ciascuno dei tragediografi voleva veicolare qualcosa, un messaggio più religioso, Eschilo, un messaggio più psicologico, Sofocle, un messaggio più decadente, da crisi, già della polis greca Euripide. Ma questo personaggio, questa Elettra, è stata trattata da tutti e 3, da Eschilo nelle Coefore, da Sofocle nella Elettra e l'omonima tragedia di Euripide. Ma veniamo a quella di Sofocle, che è stata qui rappresentata. Chi è Elettra? Elettra è la figlia di Agamennone. Agamennone chi è? Il capo della spedizione della guerra di Troia, il quale, tornato a casa, trova una moglie infedele in qualche modo, che lo uccide e che convive con l'amante, Egisto, fondamentalmente. A questo punto Oreste è fuggito, il figlio di Agamennone, e resta in questa reggia quasi prigioniera Elettra, trattata come una cameriera, trattata come una serva, anzi, e con un proposito di vendetta e con l'amore per il fratello Oreste, di cui spera il ritorno per poter vendicare l'oltraggio che sua madre ha compiuto ai danni di suo padre Agamennone. L'intreccio è lungo e non lo possiamo richiamare, ma Oreste si finge morto e a questo punto Elettra, con un grande coraggio, sente che essendo venuto fuori e essendo venuto meno il fratello, tocca a lei vendicare il padre del quale è innamorata, tant'è che poi gli psicologi hanno detto il complesso di Elettra, no? Della figlia innamorata del padre, in qualche modo, quella che è vivo e uccide la madre. Anche questo è un fatto, se ci pensate,
orrendo. Da un lato la madre che quando sa che il figlio è morto e non era morto gioisce, quindi una madre snaturata potremmo dire sotto certi aspetti, e poi il figlio che arriva quasi senza rimorso a compiere questo atto di vendetta o di giustizia, ad uccidere colei che gli aveva dato la vita, la stessa Clitennestra. E poi la tragedia si chiude quando trascina fuori dalla scena Egisto, l'amante, con lo scontato epilogo che anche lui avrebbe subito la giustizia di Oreste che viene con l'amico Pilade. Ma comunque c'è anche un'altra figura di una sorella di Crisotemi, una sorella di Elettra, che è molto meno coraggiosa, rappresenta invece una donna più remissiva, più arrendevole di fronte alla fede incrollabile nelle proprie ragioni che invece caratterizza il personaggio di Elettra. Ma questo attiene a Sofocle, no? A questo gigante della letteratura. E invece cosa ha fatto Patti? Patti ha voluto riprodurre questa tragedia ad uso dei siciliani di oggi, usando il siciliano, il che è uno sforzo doppio, perché da un lato deve usare una lingua che non è quella in cui fu naturalmente pensata l'Elettra, anche se i debiti che ha il siciliano nei confronti del greco sono tantissimi, e nello stesso tempo non fare soltanto una traduzione asetticamente perfetta, ma poco coinvolgente. Cioè, nel tradurre ha dovuto anche essere poeta, ha dovuto trasmettere gli stessi sentimenti di Sofocle. Io leggendolo, forse qualcuno in più, ci mise pure io, ci mise di tasca sua, però devo dire in questo senso l'opera è certamente riuscita e degna di interesse, di attenzione. Io dicevo appunto a proposito di revival, noto che in realtà i social, Loredana, proprio perché questa cosa mi ha incuriosito, stanno causando un effetto duplice, cioè la gente che ha sempre parlato in siciliano si trova su Facebook, su Twitter, su Instagram a scrivere in siciliano, magari non a scrivere opere così importanti come quelle di Alessio, magari a scrivere oggi mesi dia, no, cose così, e non sa come lo deve scrivere. E quindi c'è una difficoltà di comunicazione che sta costringendo, secondo me l'Accademia della Lingua Siciliana è nata anche per questo motivo, anche ad una normazione, ma non una normazione per dire lo siciliano si scrive così e basta. C'è una certa varianza nell'italiano, nel siciliano, però attenzione, varianza sì, ma senza mai cadere né nel vernacolo, perché la migliore letteratura palermitana non è stata in palermitano. Domenico Tempio non scriveva in catanese, Giovanni Meli non scriveva in palermitano, scrivevano tutti in una koiné, in un siciliano classico letterario che univa tutti e che rivive in queste pagine, naturalmente adattato al XXI secolo. E io questo mi ha colpito molto, di non fare il folklore, di non fare il dialetto. Non è scritta in dialetto, è scritta in lingua siciliana. Ma allora la lingua siciliana esiste, al di là degli sforzi dell'Accademia della Lingua Siciliana, la lingua siciliana esiste. E timidamente il governo regionale lo vuole introdurre nelle scuole, ancora non ci sono i libri di siciliano, però ci saranno, nasceranno, e a quel punto ci renderemo conto che noi possiamo parlare indifferentemente in italiano e in siciliano, e alcune cose anzi le potremo esprimere meglio in siciliano piuttosto che in italiano. Naturalmente in questo ci vogliono vari soggetti, ci vogliono dei soggetti, degli studiosi della lingua che la normano, dei poeti, degli scrittori, degli operatori che ci scrivono, e poi ci vogliono gli ascoltatori che li vedono. Solo se questo circuito a tre funziona, la lingua siciliana, altro che lingua del passato, diventa la lingua del futuro, diventa la lingua che trasmette i sentimenti dei nostri avi, ma è in grado di proiettarli anche nelle prossime generazioni. E sotto questo aspetto, secondo me la scelta del testo teatrale è particolarmente indovinata, perché se noi vogliamo non solo conservare, ma far sì che questa lingua siciliana getti i suoi germi, dobbiamo scegliere, secondo me, quei generi letterari che sono suscettibili della più ampia diffusione, e a mio avviso questi sono i multimediali. Quindi film in siciliano, teatri in siciliano, spettacoli in siciliano, teatri in siciliano, eccoli qua. Cioè noi questa cosa si può leggere, io mi compro il libro e me lo leggo, ma si può recitare, si può fare una tragedia in siciliano recitata, si può filmare, si può distribuire, e a quel punto la nostra opera, cioè la sua opera, io non ci mise niente, 2 pagine di prefazione, la nostra opera, mi ci metto pure io, avrà quel successo che tanto lavoro ha giustamente meritato. Grazie. Grazie Mocosta anche per il suo contributo di riflessione ulteriore sulla lingua siciliana. Bene, adesso ci prepariamo per l'altro momento. Dottoressa Marino, di prepararsi, perché nell'ordine troviamo noi troviamo Medea,
e quindi La ragione mia, Medea, non fosse mai venuta alle torri di Olco, provando dallo petto, dormendo d'amore dei Giasoni. E manca vista persuaso le figlie femmine di Peria a fare a pezza sto pace. E mai abitasse sta terra corinzia, tanto cara a tutti chi vi accedesse ospitalità, col suo marito e dei suoi figli, e da tutto volendo essere gradita a Giasone. Ora ogni cosa è conceibile, ora i vincoli più cari sono compromessi, bombardate di una scelta di mano e chiamando a testimoni dei che sono ricevuti Giasone. Non mangia più, resta ghettata nel fondo di letto, catturata dei dolori più aggiungenti e le lacrime più amare, senza freno. Ella si sente vittima dell'uomo suo, è umiliata, non gli sa manco più l'occhio di terra. Sorda la raccomandazione come una peccia o annullato. Povera Lu, che bene, come volesse morire. Ai, ai, oh mia, non c'è chianto che basta per questa mia sofferenza. E guauci figli miei, siete maledetti. Che avete di mia la maggior sventurata e avete a morire insieme a vostro pace, a così a sta casa ci scattia lo cuore e finisce qua tutte le soggiorna. O Zeus, o terra, o luce, chi dello cielo scende la saetta e mi sfortusi a testa. Per chi viverà ancora? Ai mia, che vantaggio la vita presenta per mia. Che vantaggio. Se tu venissi la morte, volentieri lasciassi st'odiosa vita. Sentisti, o Zeus? E tu terra, e tu luci, quale stiglia fici l'infelice creatura? Pigli, o forte, il letto che non può essere avvicinato vuoto il tuo cuore. Io non ci resta l'umere della morte, non serve manco chiamarla. E sì tu lo tuo sposo onora ogni anzi, tu lascio lo sai, faccillo sai. Zeus tu è giusto, dunque non ti pigliare assai donna che piace lo tuo sposo. Tu grande Zeus, e tu grande e veneranda Artemide, la state vedendo che sorte mi capitò? Vedete come acqua soffre e pavire con grandi giuramenti scinciuta mia di un maledetto sposo. Ah, lo voglio vedere morto, fatto a pezzi, e tu, la sua sposa, la sorreggia, perché farò ed la causa di tutto lo male. Ah, pace mio, ai casa e città mia, non ne scappai dopo aver ammazzato a me frate. Tu, shh, non parlare. Tu lamenti la tua sventura e piangi per zocco dei successi. Non mi meraviglia, ti capisco, ma ecco il re di sta terra, Creonte, che si fa avanti di portare nuove decisioni. Seconda scena, Creonte, Medea. Addio, Medea.
che hai la verdade minaziosa e te ne stai furiosa contro tuo marito. Comando di pigliare i tuoi figli e di vederli lontano di sta terra, mannata allo confino per sempre, senza dimorare, vattene e a controllare che te ne va di sta terra ci penso io stesso. E solo quando ti vedo lontano di qua, torna a lei allo palazzo. Quanto danno porta l'essere ostinati. E tu, che potevi stare in questa casa, in questa terra, accettando lo volere di più forte? Ora sei cosciente a ghirdino di scacciata per i tosti sannati pensieri. Non lo dico che so per mia. Tu continua pure a sparare di mia, a dire che Gesù è l'uomo più tinto del mondo. Ma Pezzocco di ci stanno rignando. Ritenete fortunata che vi finiate così, solo di scacciata. Fame! Ecco un zocco di posso dire. Non ti mormoniare, e stai placida e tranquilla. Non lo feci certo perché odiavo Lutoletto o perché era smanioso di stare con una nuova sposa o perché ancora non aveva più figli di quando ci nacque bottiglia. Ma bastano che ti cacciare. O sole che sperluci dall'uccello, io ti prego. Femminelli, grande la vittoria chi sta qui bene. Ora finalmente come feci torto e mi Dio sta qui a pagare le sue colpe. So come dopo, lo tento male gesto che hai a chiunque, mi faccia togliere scanto. Ammazzate le figlie! Ammazzate le figlie! Difatti, io tu mai più a rivivi le figli. I figli decidessi io, manco può avere i figli della sua nuova sposa, già che a motivo di me Vilene, che preparai piglia, sta per morire, con pene orrende. Donca, che non tu pensi che io sogno una femmina babba, senza forza e rassegnata, tutto lo contrario. Con chi che mi sono amici, sogno amorosa, con le nemici e invece crudele. O luci di Zeo supremo i tuoi splendori, fermila, giardella, fa che non chiumpa il suo disegno di morte. Avanti, cuore mio, avanti, fatti coraggio. Arma la mano e non avere appagno e mancanza di decisioni. Colpisci con la spada, lo cuore delle figli e astuta stava sventurata vita, fatta tutta di lacrime. Ora, non essere vivo, non pensare all'amore di sta pace che vuole bene alle sue figli. Mi vuole bene più della sua stessa vita. E come li partorì io stessa. Tu l'hai ammazzata, ma io fanno parte di Dio. E io non sogno che una femmina sventurata. Chiudiamo con la seconda scena in ordine di apparizione. Medea, Diacone e Coro. Mamma ciao! Odiata femmina più d'ogni altra di te! Odiata di me e di tutto il genere umano! Questi, lo coraggio
peggio d'ammazzare costessi ricchi, di creature che discernono doventi. Attraverso gli dì ammazzaste pure mia. E ora, dopo troppo fascisti, dopo un'azione così infami, o si sarà guardata verso lo sole e verso la terra, non maledetta! Odiami poro! Prova sdegno per me, ma basta! Non sopporto più la tua voce, né di parlare con te! Dea mia, mi fa schifo di no! Ognuno dunque si dice nella società. Grandissimo onorare Marino al coro che davvero ci ha fatto rivivere in maniera incredibile la tragedia Medea nella versione in lingua siciliana di Alessio Patti. Ho preso Alessio che ha recitato pure all'interno del coro. Quindi applauso ancora forte, grazie. Vi annuncio gli interpreti. Natalia Caro Fratello interpreta Clitennestra, Giuse Di Mauro Cassandra, Antonino Magri Agamennone, Alessio Patti Egisto, Franco Leontini Tutore. Il coro è rappresentato da Giuse Di Mauro, Rosalda Schillaci, Vita Marzullo, Franco Leontini, Carmela Trovato, Antonino Magri. In scena e poi Clitennestra. Forza amici, pensate a chi più che ora vanno a fare in questa situazione. Uomini diviniti, avemo a chiamare tutti alla reggia di vicini, conosci e piacere. Avemo più subito smascherare l'udico, quando ancora la lama è macchiata di sangue. Non stiamo con gli occhi chiusi e non è più ora da timorare. Così sì, sta per cominciare la tirannia della nostra società e quasi avremo ad agire. Soccofici, lo ammetto, non provo di scappare, ancora più picca di evitare lo suo malo destino. A taglia di giorno ci consumi merriti, pronta per la mattanza, ci resi tu colpi netti. Cimella. Per ultimo, un altro colpo. E fu la Sofini, riconoscente tributo dedicai a Zeus, dell'abisso bacioni e salvatore di morti. Mi sconsente la tua lingua sfacciata, sta voce curiosa contro lo sposo. Mi mettete alla prova, come se io fossi femmina senza criteri, ma non me cori non trema, ma rivolgo a gente che intende, che sa. Sì, non mi vogliono dare la lode, oppure hanno intenzione di disapprovarmi. E mi è lo stesso, ad Agamennone, mio sposo, l'assassinai con stangosciosa mano. Ma così stanno le cose, non c'è nient'altro che dire. Parre con petulanza e presunzione. E perché se lo sentono durante lo diritto, hai una scacchia di sangue sopra la fronte, ti risposto spruno come segno di nostri soli. Attacchi a te a cielo vacante, non c'è più nulla muri, e dunque colpo sopra colpo poi vai a soldare. Di scanto non hai manco numera, fino a quando un fuoco sopra me fularo e allumato di Egisto, l'amico mio caro, che mi ama come a prima, ed è lo scudo alla mia sicurezza. Eccolo già, stinnicchiato in terra, che ruga scriccio mauta ancora da sta femmina, ai riosi concessi alle Crisedi. E guarda, eccola la preda di verra, la prigioniera
ricevette la stessa e la giusta ricompensa, tanto l'uno che l'altra, che di cegno cantò lo lamento di morte. Lo sposo mi la pur toccà e un cenno piacere allo trionfo. La scena visto e fuori. Con sti parole ti sogno fonti di pianto, con la lingua ti comporti allo contrario di Orfeo, che tu ti inciamma con lo dolce suono della voce. Tu me urti con le tue accenni insurrecose, solo quando ti mettono in catini forse addiventi più manso e accognoscimenti. Addiventi tu dunque lo re di l'Argivi, tu ti comparire un chiamato l'assassino, da ammazzarti una mano maestro Lucaggio. Solo la femmina spettava all'unganno, io era già un suo naturale nemico. Ora sogno io a governare lo Stato, ai beni di un re, cui non è disposto a ubbidire ed a consentire alle miei ordini un duro peso. Ci metto un talo coggio, trattandolo non come un cavallo stadizzo aggivato orzo, ma come a quali fami e prigioni e compagni. Vivi, spirito, per chi non l'ammazzaste tu passò, e ci lasciasti scomoppo dalla femmina, di tutti disprezzata, ma c'è Oreste, sì, Oreste bene, accompagnato di una sorte amica, e ammazza tutti voi. Dice un proverbio che l'aurora è il messaggero di gioia, figlia della luce notte, e tu stai per conoscere una felicità che è più sterlucente d'ogni speranza. L'Argivi hanno in pugno la fortezza di Priamo. Gioia era sconfitta e già qualcuno diceva: ponni con fuoco annunziare che la sconfitta di Gioia è cosa fatta. Certo, core di femmina presto lo piglia, ma io respinsi e allontanai tutti sti dubbi, accogliendo con allegrizia le schiglie caccà e da acchianavano lo cielo. Poi prieri e reali tesi agli dei, all'inchenuli templi di doni. Non dirmi più in mente, so che c'è di sapere lo saccio dello stesso re. Ora hai a preparare con prescia l'accoglienza come sposo lucidi la casa, chi più ultimo composero i dei un giallo razza feci ritorno. Figlia di Leda e guardiana della mia casa, tanto è buono parlaste. Tutto l'onore che mi dasti li accetto volentieri, con puro segreto fosse stato meglio che a parlare fosse stata persona diversa. Ma sanno perdere tutte le amiche che a una femmina sono compacenti, non certo a mia. Non è un re barbaro da tu accorgi. Non c'è bisogno di tappeti o stoffe colorati che sono graditi sulla lettera. Come no, non ti muovi, ricordando che io odio la superbia, che amo invece la moderazione e che invidio con trascorre la vita nella riservatezza e in talaghiera. Se tutto chi si vuole salire, beato mi sentissi. Già si rivincia pure tu, Cassandra. Zeus decisi con usanza, tu a stare ritta vicino all'altaro che protegge sta casa, insieme all'altro serve di sto palazzo, e partecipare allo rito della purificazione di l'acqua. Scendi ora di sto carro, esponiti per sempre di luto orgoglio. Adesso in scena Cassandra e Cuore.
aspettava d'essere scanciata di una chiacchierona e di miei raventori. Ma ora il profeta, che fu lo mi messo, a sta morte mi sta portando. No, l'altare della casa paterna m'aspetta, ma lo zucco di non voglia. Ma oggi non moremo non vendicati. Giustizieri, sta per giungere di lontano. L'ammutan da sta casa, l'ammazzatina di Lupacci, che un puta di la mano di Lamacci. Diritto di Sammo, cavalieri nel suo cimenita. Io, Giaspo, mannato lontano in esilio, e ormai di ritorno, pronto con l'ultimo fregio a corniciare l'antica colpevole casa. Forte patto giurai con i dei, la motta, lo gesto supplicante di Lupacci stignicchiato in terra. Perché tutti stirati in questa afflizione, non visti che la città di Ilio è disciutta? E per volere dei dei non hanno le vinciture sta sorti. Però io mi metto in procinto di morire e affronto un destino secondo lo giuramento che fecero gli dei. Ecco, sono pronta alla morte. E ora, addio, mia porta di lati, ti saluto. Che il colpo che hai a ricevere fosse preciso. Lo supplico, ma così che senza spasimi e stellini di morte non mi saranno sparso. La fine sirena possa giungermi e farmi chiudere gli occhi. Quanto hai a patria, Femmina di causa sapere, diceste tante cose e parlaste bene. Ora dimostrando di conoscere alla perfezione la tua triste sorte. dunque, perché vai coraggiosa verso l'altare, come femmina guidata dagli dei? A che serve cantare? Ormai non c'è salvezza. Ma la nostra ultima ora è quella che conta. L'America a fuori non ti verranno niente. La tua forza e il tuo coraggio vengono da tua, certo lo sai. Guai, felici sorte, non nascondasi nelle parole. Ricordavano chi muore con amore e grazia grande. Oh, pace mio, sto triste lamento, tutta di mattia, pianeta nobili figli. Soccofici, lo ammetto, non provo di scappare, ancora più picca di evitare lo suo malo destino. A taglia di giorno ci consumi merriti, pronta per la mattanza, ci resi tu colpi netti e lo corpo casconta il raggimento, per ultimo un altro colpo e fu la sua fine, riconoscente tributo dedicai a Zeus di l'abisso bacioni e salvatore dei morti. Ne sconsente la tua lingua sfacciata, sta voce furiosa contro lo sposo. Assassinai questa angosciosa mano, ma così stanno le cose, non c'è nient'altro che dire. Parre con petulanza e presunzione.
e per chi se lo senno durante lo diritto, hai una scacchia di sangue sopra la fronte, ti risposto strumo come signori o nostri suoi, alla cattiva c'erano campi, non c'è più nulla muri, e dunque colpo sopra colpo poi vai affrontato. Di scanto non hai un manco l'umbera, fino a quando un fuoco sopra me fularo e allumato di Egisto, l'amico mio caro, che mi ama come a prima, ed è lo scudo alla mia sicurezza. Eccolo già, stinnicchiato in terra, chi proca scriccio mauta ancora da sta femmina, ai iliosi concessi alle Criseidi. E guarda, eccola la preda di verra, la prigioniera compagna di letto, che spartio quello con la coperta di navi. Ricevetti una stizza e la giusta ricompensa, tanto l'uno che l'altra, che di cegno cantò lo lamento dei morti. Lo sposo mi la portò qua, e un cenno piacere, allo trionfo! La scena Augusto e Fora. Puro sti parole, ti sogno fonti di pianto. Con la lingua ti comporti allo contrario di Orfeo, che tu ti inciamma con lo dolce suono della voce. Tu me urti con le tue accenti zurricosi. Solo quando ti mettono in catini, forse diventi più manso e accondiscendente. Solo una femmina spettava lontano. Io era già un suo naturale nemico. Ora sogno io a governare lo Stato, ai bene di re. Uno non è disposto a obbedire ed a consentire alle miei ordini un duro peso. Ci metto un talo coggio, trattamolo, non come un cavallo stardizzo, aggivato orzo, ma come acquari fami e prigioni e compagni. Bene, spirito, gioia e offesa, coauto, oltraggio e scrilegio sa rispondi, giudicare non si può, o picchia picchiato e quammanza è ammazzato, o d'una pena patisci, a così è fino a quando Zeus resta sopra un giorno. Da questo finalmente si sciolgo e a diminature sincero. So qua finni fu stabilito che venissi. Sì, questi mali ci abbastano, li potremo accettare. Duramente ne colpivo l'ugno di lui il serio. Ecco la nostra miseria. A così parla una femmina. A voce dunque, preferire o meno da ascoltare le sue parole. Applauso come estratto di Agamennone, una canzone di Alessio Falchi. Grazie. Il pubblico gradisce ancora con un applauso perché tutti i personaggi hanno avuto un ruolo determinante in questa fase. Bene, passiamo all'ultima declamazione, la recitazione di Elettra, e stavolta abbiamo anche l'apporto di Francesca Ferro che interpreta Elettra. Un applauso speciale per Francesca Ferro. Rosalda Schillaci, Clitennestra, Antonino Magri, Oreste, Vita Marzullo, Crisotemi, Franco Leontini, il tutore. Il coro è rappresentato da Giuse Di Mauro, Vita Marzullo, Franco Leontini, Carmela Trovato, Antonino Magri, Natalia Carofratelli. Ecco Oreste, figlio di Agamennone, guarda la terra del tuo pace.
di cui fu capo supremo delle Greci a Zoero. Guarda le occhi della tua picciottanza, da tutto lo suo splendore. Guarda da terra che ti setterasti a vedere sempre. Ecco l'antica arco zocchera, il tuo grande rimpianto. Facete presto, la chiariata del sole picchio penno, spingendo la gente a cantare. Sta per sfumare l'abisso cheto di stite che ne portò fino a... Ai mia, infelici! Già, avere la porta. Sento chiancere, forse una serva, una cariata castuta, un singhiozzo. Luce innocente, pura fiamma del sole. E tu, aria, abbraccio di la terra. Quanti me canti di lamento sentisti e quanti colpi sopra sto me petto sanguinante. Quando scompare l'ombra della notte, lume dannato ghiazzo conosci bene oramai, le notti senza sonno da sto palazzo chino d'orrori. Sapide me lamenti fatti sopra a me pace, che la volontà di Ares, bagnato di sangue, non posi accompagnare in tala terra scianera. Me marcia e lo suo amante è gisto, chi tu che dormi qui da ci spaccare la testa con accetta pelata come un posto si taglia una cerza. Non tu reputo per sto suo destino, non da pietà dell'altra femmina. Io sola pace, che ancipi la tua dolorosa e non degna morti, e mai finì hanno le me lamenti, le lacrime amari, fino a quando vedo l'orandolo delle stelle e sto soli. E come rosignolo chi persi le potticini, resto qua avanti la porta della casa, di me paci, e pi tutti a rimbomba l'eco dello me dolore. Ma voi auci, che mi donate il vostro affetto e ricevete chi du me, vi prego, l'assassino, a nome stellerio, chiancio sola, soletta, e mi dispero consumando menta lacrime amare, in onore di me pace, giacchiti, non mi concedono di sfumarmi, con lo chianto per libertarmi, te lo peso e hai un talo petto. E dici, colpa to, solo to, nia che non è colpa to. Non me lo scicaste tu delle braccia oreste, non foste tu a metterlo all'oscuro e farlo scompare de decca. Lacia, non ci abbasta tempo per scontare stato colpa. L'hai a papare cara in proporzione a ciò che faceste. Non abbaiare ostinato, già chi sempre vicino a Ida, da specie d'uomo, e la stozzaconia e l'attezza. Non che ci piace fare la guerra solo contro le figlie. Ancora a casa tu, sopra il lobisolo di la porta, pisciata, orva, ostinata, tentando d'assecundare e non d'appresso alla tua forte raggio. Ora io lo sai, soffro li tuoi stessi peni, e se tu giorno con questi rinforzi dicisti che tu non di tu il so che hai cittadina, ma più ora, mensa alla tempesta, io calo la vila e nato come più, senza illusioni che posso fare qualche cosa con gente. Eppure tu avresti a fare la stessa cosa. Riconosco che la cosa giusta non sta dal so cui io stai dicendo, ma dal so cui pensi tu. Eppure, se tu voglio vivere libera, se tu voglio dire bene, hai a dare conto a quel più forte. È una greogna che tu, silenzia e radica dello stesso me pace, non ti siete di tenere memoria peggio e ascoltare da specie di madre. Danno peso a Ida tenendola addirittura un talo cuore. Ecco, è limpio che tutto lo to predicare è scuola di Ida, già che non c'è parola che ne esce di te. Dunque decidi
O scegli come a mia l'essere forti, oppure scegli la ragione che da so scordando un so quetto. Se tu non ce la finisci questi torrepiti, culo tuo piccino senza fini, se tu non finisci la tua lastima, chi ti mandano in una rucca allo stano di sta terra e di la tua casa, non ne puoi cantare le tue miserie e le tue pene. Vattene, non mi serve più a niente. Non c'è dubbio, Dunga, non hai nuda intenzione di correggirti. Non c'è intenzione. Vai avanti. Di ciò che ti dissi niente ti risponda alla mente. Non vuoi ancora ragionare. Basta! Se tanto tempo ci pensai a sta cosa, non certo d'ora. E va bene, me ne vado. Non vuoi sentire le mie parole, approvarle, né io sentire chi ti to. Vattene dentro ora. Non ti vengo a lei. Non t'appizzo appresso, manco se tu lo vai con tutto lo cuore. Non sogno forte e non vai a re a nudo, sperdo e illusione. Forse pensi d'avere un tuo equilibrio, può darsi. E allora continua così. Quando però scegli che dalla miseria, ti ricordi a prove le mie parole. E che te dico? Ma mi sto a preoccupare io. E perché mai? Oramai è una femmina cresciuta e continua a scarpisare a suo maggio da sto modo. Non la vedete, pronta a tutto, di denti si griogna. Ma te lo giuro, sopra d'artemidi potenti, sta tua scrianza tagini, la pari cara. Aspetta che torni giusto. E poi di. Non vedi come stellerei e ti fai trascinare della raccia. Come vi sto a chiamare sti fatti? Fortuna o puro orrore? O forse è bene e male misi insieme. Chiamarezza, salvarmi la vita allo prezzo di disgrazie. Beh, finalmente, ma libertà per sempre di lo scanto di giù e di là. Chi da castando alla mia casa? Resta ancora lo più tinto mare. Chi tu che mi alleggerisci lo sangue di lini? Chi tu che attinta alla mia stessa vita? Ecco, morto so frati, ora posso vivere tranquilla e in pace. Ida non mi può più minacciare. Povera me infelice. Finì il momento. Oreste di chiangere la tua triste fine. Ora che di lo mortuaio ad assuppare e sopportare lo disprezzo di tua madre. Che bene chiesto. Dicitelo. Non è bene per Tia, ma per i giusti. Già che si bene ogni sta finita. Giusto stegno. Dico appena morsi. Lo vedeste quanta femmina? Vi pare addolorata, infelice, una chiglietta lacrime del dolore per la morte di suo figlio. Parereva con disprezzo, scaccagnando mentre se ne lieva. Ai mia quanto soffro. Oreste, cascando e morendo m'ammazzaste. Non piangere assai. Lo dolore si sente ed è per tutti. La morte si vive ed è per tutti. Che posso dire? Non saggio come cercare parole sul mio accettato e perdo lo controllo. Perché t'agiti amareggiando te?
Chi vuole dire sto tuo parlare? La faccia sperlucente di Arezza chissà. Sì, e chissà. Ha ridotto al tasto stato. La ferire assai, lo so soffrire. Ma tu, Janelle, chi fai? Chianci e ti pigli pena più mia? Sì, perché la tua bellezza fu selvaggiamente profanata. E Oreste, sto morto ridotto in cigli? O forse c'è inganno da sta storia? Oh, non è il corpo di Oreste. Non è allora il corpo del tuo felice? Non c'è nulla tomba dentro. Ma chi sta dicendo? Dico solo la verità. Dunque, è vivo? Sì, sento c'è sterlucio di vita anche mia. Tu sei Oreste? Ecco lo sigillo di nostro pace. Guarda stanello e vedi che dico lo vero. Aiorno benedetto, ed è grazia ancora più grande. Se un Dio ti mandò dalla nostra casa, è miracolo, una grazia di Lucero. Ora ti supplico, Apollo Liceo, beni, benigno e affabile, a difendere la nostra casa e a moscia all'uomo, quali giustizia riservano gli dei alle calitudini e allo sacrilegio. Si sveglia la schibbia terribile, cosa dirà? Ai mia, è giusto, ma ogni sì. Ecco, sentiti come schiglia ancora. Figlio mio, pietà, pintomaci. Ma di Dio non avvero pietà né io, né me pace che ci dessi la vita. O città, o insieme, famiglia disgraziata, il Dio al nostro giorno si giunge lo destino e ti porta alla ruina. Ammazzano! Ammazzela! Ancora se tu vuoi! È un colpo, mi desero! Colpi e gesto! Amaro castigo matura. Vivono le morti sulla terra e vivono lo sangue di risorse assidue. Ecco che tornano, stirpi da cielo. Dopo tanta violenza tutto si turbio, soffrendo a rischio del scatto, giunsi oggi la tua verità. Applauso. Del libro mitologico, trovi di pagine allunate per leggere le straordinarie imprese di dei, ninfi e centauri, di ciclopi morsi e mavane, allazzate allo profumo del giammo e della bellezza che è primera sopra a ogni cosa, che è primera sopra a ogni cosa. Mi troverai sull'istante nello mistero della fantasia, ritrovando un eroe armato di genio e riso savia. E mi lasciai io chiamato in salire ai mio. Tornai presto a Narreto, pure
maniavano figli. Sugli istante, non stendo della fantasia, ritrovando eroi al marticello e di Susanina. Perché la sei infiammata, tra le righe, tornai presto, presto, Anna Retu, Burda vite tanto potente che maniamo un figlio. Mitologia di Alessio Patti e Gesù Ciacca. Adesso il pubblico applaude le attrici di Medea, Elettra e Clitennestra. Prego, fatemi avanti. Poi grosso applauso per tutti gli altri protagonisti, il coro e anche diciamo i relatori per anche tutti gli interpreti per l'atmosfera particolarissima con il suo strumento stasera. E come dire, l'ultima parola vorrei che venisse rivolta al pubblico dal protagonista che ha consentito veramente questo evento eccezionale e straordinario. A te Alessio Patti e grazie al pubblico. Grazie. Se avete provato la mia stessa emozione, se avete riconosciuto che questa cultura è la nostra cultura, che queste parole sono le nostre parole, che questa Sicilia siamo noi, io credo di essere riuscito nel mio piccolo intento. Grazie di cuore e alla prossima.